Ripartenze sì, ma quando? Questo è il titolo della puntata di oggi di Screenshot, perché si parla di ripartenze, sembra quasi di tornare indietro di un anno fa, effettivamente lo siamo, se non con l'aggiunta dei vaccini che dovrebbero dare una mano ad accelerare appunto la ripresa, però si parla appunto di poter far ripartire i settori come ristoranti, bar, piscine, palestre e appunto anche il turismo, e poi ci sono altri che aspettano tantissimo tempo, forse la ripartenza un po' più lontana, ovvero quello dei concerti. È proprio da loro che vogliamo ricominciare, dovremmo avere in collegamento con noi, li vedo tutti e tre inquadrati, come se fossero i tre moschettieri praticamente. Allora, Luca Tosolini è Fusi Music Live insieme ad altri due suoi colleghi uomini di concerto, Francesco Lodaro e Luigi Vignando. Buonasera a tutti e tre. Ciao. Ciao, buonasera. Allora, concerti. Si è parlato tanto in questi giorni di stadi che sono pronti a ripartire con gli europei, ma di concerti finora non se ne parla. Tosolini, voi vi sentite un po' discriminati in tutto questo? No, in realtà non ci sentiamo discriminati, però bisogna cominciare anche a parlare un po' di noi. Insomma, noi come siamo trovati per parlare della prossima estate. È un argomento che non è all'ordine del giorno delle discussioni, però la problematica della musica è un problema che va considerato. Noi volevamo ricordarvi, siamo fermi dal 20 febbraio del 2019, 2020, e la nostra intenzione è quella comunque quest'estate in qualche modo di ripartire, rispettando tutte le norme che ci verranno imposte, ma chiediamo che ci venga dato una data per la ripartenza delle nostre attività, perché, ripeto, i concerti non riguardano solo noi tre. Dietro a noi c'è un mondo intero, un mondo di persone che lavorano, di professionisti, eccetera, che da questo anno e mezzo sono rimasti fermi, e noi avremo bisogno di risposte e avremo necessità di sapere quando potremo ripartire. Ecco, il fatto di avervi tutte e tre magari anche non è una casualità, oltre ad essere una bella sorpresa, però volevo chiedervi anche se farete qualche azione particolare. Vignando, magari voi vi appellerete un po' alla regione, chiederete insomma di poter ripartire. Ma sì, ci sono vari tavoli, sia a livello regionale che nazionale, però chiaramente, come in tutte le azioni, bisogna sempre partire dal basso, dal pubblico, che è il primo fruitore, da noi organizzatori, dai lavoratori, perché quello che forse è mancato, evitando i parallelismi col calcio, perché sono due mondi totalmente distanti e fuorvianti, perché quando parliamo degli europei con il 25%, per i concerti non va bene il 25%, perché comunque i grandi eventi non si potranno fare per i costi che hanno i grandi eventi, se non consideriamo ovviamente gli interventi pubblici, e quindi partiamo dalle misure, dal protocollo già esistente per lo scorso anno, quindi dalle 1000 persone. Se poi ci sono le condizioni proviamo ad arrivare a 2000, proviamo ad arrivare di più, ma noi ci accontentiamo di andare step by step. Però, come diceva Luca, abbiamo bisogno di avere delle misure chiare, la cui base esiste già, e una data per poter programmare, perché i concerti, gli spettacoli dal vivo hanno bisogno di programmare, non si possono organizzare tic e tac in 2 settimane. Certo. Per quanto riguarda gli artisti, le tournée, i viaggi, tutta la parte burocratica, la sicurezza, la parte tecnica, la promozione, la vendita dei biglietti, ci sono veramente tanti aspetti che le persone comuni non conoscono, perché comprano un biglietto, vedono lo spettacolo, si divertono, si emozionano, però dietro è un lavoro. Invece la musica è stata sempre un po' vista come più un intrattenimento che un lavoro, oltre alla funzione sociale e culturale che rappresenta. Certo, così altrettanto tutto il mondo anche ci sentiamo di unire questo appello anche il mondo della cultura in generale, non si capisce
alla fine il vero valore di poter produrre non solo anche valore economico ma anche valore sociale, valore ovviamente culturale e anche valore di turismo che possono avere tutti questi tipi di comparti. Come diceva anche giustamente Vignando, serve programmazione. Rodaro, se si parte adesso con linee guida, però è il rischio di non avere neanche un concerto quest'estate, se si dovesse partire così in ritardo. Ma diciamo che come lo scorso anno facciamo i salti mortali per far sì che l'estate non si salvi e quindi non venga meno. Ma è ovvio che, come hanno detto entrambi, e quindi mi associo a tutte le cose che hanno detto, è fondamentale avere una data sicura per dire da quel giorno ci possono essere degli eventi. Almeno possiamo iniziare a programmare, possiamo iniziare, e soprattutto quali possono essere le linee guida della sicurezza, no? Che sono fondamentali. Sento poco parlare di questa cosa anche nelle riaperture di altri, tipo i ristoranti o i bar, però a noi non interessa essere meglio o peggio, a noi interessa lavorare, che è la cosa fondamentale, perché aziende con dipendenti sono ferme veramente dal 20 febbraio dell'anno scorso e quindi ci interessa davvero avere una linea guida di come ripartire. Dobbiamo fare il tampone, facciamo il tampone, però è giusto che si siedano davvero su un tavolo, anzi su una sedia attorno a un tavolo, e inizino a discutere nel giro di questo mese su questo argomento. Ecco, Rodaro diceva giustamente quella questione dei tamponi. Che tipo di accorgimenti si potrebbero utilizzare o pensate di utilizzare, per esempio, Tosolini? Non so, penso a scanner per la misurazione della febbre o anche quella questione stessa dei tamponi di cui si parla tanto. Allora, questo argomento sicuramente non sono impreparati, perché già lo scorso anno noi abbiamo organizzato una serie di eventi nella massima sicurezza, con i termoscanner, col distanziamento, con le mascherine. Non vorrei ribadire, perché sembra quasi una rivendicazione inutile, ma le nostre arene, i posti dei concerti, pur con un pubblico limitato, sono sempre stati dei posti dove abbiamo sempre puntato alla sicurezza, dove ogni spettatore manteneva il distanziamento, dove tutti gli accorgimenti che ci sono stati richiesti sono stati fatti. Quindi, per cortesia, diteci cosa dobbiamo fare, e anche se tardi, noi sicuramente stiamo lavorando per fare in modo che la prossima estate una serie di eventi si possano organizzare nella massima sicurezza, nella massima tranquillità di tutti. Siamo disponibili a utilizzare tutto quello che ci verrà richiesto, senza discutere, senza polemiche, eccetera. Fateci lavorare e vi garantiremo gli spettacoli nella massima sicurezza. Ecco, Vignando, comunque la scorsa estate sono andati in scena alcuni spettacoli nella massima sicurezza che peraltro sono stati apprezzati, no? Sì, sicuramente. Poi dopo il riferimento che faceva Luca prima, giustamente, è anche ai numeri, ai grandi eventi, però quello che ci preme ricordare è che il settore dei concerti, degli spettacoli dal vivo, che davvero, ma non perché noi ne facciamo parte, ha una tra le professionalità di massimo livello e si adegua anche in tempi brevi, come è stato lo scorso anno. Porto un esempio: noi abbiamo supportato l'organizzazione della rassegna di Villa Manin, che è partita il 27 di giugno, quando è stato deliberato a inizio giugno, forse addirittura, se non ricordo male, il 10 di giugno. È stata fissata la data della riapertura, che è stata più formale che ufficiale, il 15 giugno. Nel giro di 3 settimane, perché noi ci lavoravamo comunque da mesi, non ci siamo mai fermati, ci siamo fatti trovare pronti, applicando dalla A alla Z il protocollo che è stato definito. E quindi dico, noi
per l'impegno che richiede l'organizzazione di un concerto allo stadio, di una tournée in un palasport, per il coinvolgimento di artisti di fama nazionale e internazionale e quindi il coinvolgimento della loro immagine. Noi comunque ci siamo sempre fatti trovare pronti, anche in tempi brevi, applicando al 100% i protocolli decisi dal governo. Quindi si può fare. Lo scorso anno l'abbiamo dimostrato, tra l'altro lo scorso anno non c'era nemmeno nella prima parte dell'estate fino a settembre l'obbligo della mascherina, perché se vi ricordate la mascherina andava portata solo nei locali al chiuso, non all'aperto. Sì. Poi sono cambiate le norme, ma noi le seguiamo. C'è da far rispettare portare la mascherina, la facciamo portare, tanto ormai siamo anche abituati. Tra l'altro l'importante è definire un protocollo. Poi dopo è chiaro che in una situazione dove, speriamo di no ovviamente, ma dovessero peggiorare le cose, tutti sono consapevoli che non si potranno tenere gli eventi perché sono un bene non primario. Lo mettiamo in preventivo, ci tuteliamo quando facciamo anche le trattative e anche gli Tutti apprezzano ovviamente la vostra parte, quello che state facendo. È meglio non dirlo forse troppo forte, che siete pronti a ripartire subito, perché magari qualcuno la prende troppo comoda dall'altra parte, ecco, solo per quello. Perché l'ultima domanda la devo chiedere a Rodaro, ma alla fine questi ristori anche per voi sono arrivati? Per il vostro settore? O non si sono visti? No, diciamo che i ristori sono arrivati, non possiamo dire di no. È ovvio che con lo stop e tutto, davvero con lo stop di un anno, forse qualcuno di noi anche ci aspettavamo qualcosina di più, o qualcosa di diverso più che qualcosina di più. Ecco, a livello se posso economico. intervenire, Sì. Francesco, noi più che ristori vorremmo lavorare. Certo. Fateci lavorare e non ci servono i ristori, vorremmo ricominciare a lavorare. Benissimo, io vi ringrazio tutti e tre per essere stati presenti alla trasmissione e aver lanciato questo appello anche finale da parte di Tosolini. Alla fine è il lavoro che alla fine nobilita l'uomo, non i ristori in questo momento. Grazie mille. Buona serata. Grazie. Ciao. Bene, noi andiamo in pubblicità e poi parleremo di turismo. Eccoci tornati in onda con Screenshot. Parlavamo prima di linee guida per i concerti che ancora non si vedono, cerchiamo di capire se si vedono o meno quello del turismo e se c'è una data soprattutto per riniziare, perché andiamo nell'Isola d'Oro, ovvero andiamo a Grado, che diventa d'oro solo e grazie soprattutto ai suoi turisti, e se mancano i turisti alla fine manca gran parte degli introiti, manca gran parte del business. Alessandro Lovato, amministratore unico della GIT di Grado, buonasera. Buonasera a voi e grazie per l'accoglienza. Allora, parlavo di linee guida. Voi le avete accolte? Le avete? Sapete quando iniziare? Qual è il vostro destino? Boh, se c'è la domanda di riserva meglio comunque. Diciamo che abbiamo accolte quelle dello scorso anno, anzi più che accolte le abbiamo ampliate, confermate quest'anno, pertanto distanza di ombrelloni non è solo un aspetto medico, è un aspetto proprio torno a usare il termine accoglienza, cioè una distanza più corretta, i 4,25 metri per 4,50 di gran parte della spiaggia di quest'anno, è un po' la ripetizione di quella dello scorso anno, perché abbiamo visto che lo scorso anno, al di là di quelle che erano le linee guida, l'utenza, gli ospiti l'hanno apprezzata moltissimo, e pertanto quando qualcosa funziona bisogna ripeterla. Per quello che riguarda l'inizio della stagione, siamo naturalmente cuore batticuore, avremmo piacere che fosse un inizio di tutto il litorale, pertanto ci stiamo coordinando anche con gli amici di Lignano, eccetera, perché sarebbe bello un'apertura insieme, insomma un percorso nuovo di vacanza da iniziare insieme. Adesso buttare lì la data, dal momento che
c'è già, mi pare, troppa gente che sta buttando date, preferisco dire stiamo aspettando, però qualsiasi sia la data, noi saremo pronti. Certo, però cambia, mi scusi Lovato, tra partire immagino il 2 giugno o il 15 di maggio. Immagino, cioè forse, Sì. forse il 15 di maggio è una data, ieri parlavo anche con il sindaco di Lignano Fanoto, che sarebbe quella migliore in questo momento, piuttosto che partire, come diceva Garavaglia, il ministro del turismo, il 2 giugno. Beh, diciamo che quella del 2 giugno, quando ci è arrivata, è stata un po'... Sì, stavamo meglio prima, ecco, di avere questa notizia, però sì, la buttiamo lì, forse può essere un metà maggio a questo punto, ancora un mesetto da soffrire, vediamo se sarà un po' di meno, ma i termini sono quelli. Diciamo che il 2 giugno obiettivamente faccio un po' fatica a digerirlo, ma se la legge dirà questo la rispetteremo ovviamente. Senta, quando si parla di isole Covid-free, che non immagino che sia l'isola d'Oro, ma si immagino che sia a questo punto Capri piuttosto che Sicilia, piuttosto che Sardegna, perché vogliono evitare che Spagna o Grecia partano per prima. Cosa ne pensa? Ma sa, di quello che penso io è molto limitante, ma anche perché lo vediamo, no? Io fino a un paio di settimane fa Sardegna doveva essere Covid-free, doveva essere bianca, adesso leggo che è rossa. Cosa vuole che le dica? Sono tutte... Fare le frasi, fare gli slogan è bello, è il lavoro che c'è dietro che è importante. Per fare un Covid-free c'è un insieme di norme, di regole che secondo me sono di difficilissima applicazione, anche perché Grado in effetti è tecnicamente un'isola, ma dovremmo avere un comportamento, un'attenzione, operare in una certa maniera che la ritengo veramente complessa. Ecco, pertanto vediamo, più che fare l'isola Covid-free, vediamo di essere coerenti nei nostri comportamenti. Tutto sommato mi pare che ne stiamo uscendo abbastanza bene, abbiamo avuto una fase un po' delicata 4 settimane fa, ma adesso io ritengo, anche grazie allo splendido clima al mare di Grado, la cosa si sta appianando in maniera molto, molto forte. Ecco, siamo felici innanzitutto di avere questa notizia da lei, insomma, che la situazione è in miglioramento. Sappiamo che fino a qualche settimana fa, oltretutto, c'era stata la richiesta anche da parte dell'amministrazione di non far arrivare la gente a Grado, perché la situazione era di più o meno 400 contagi, quindi era anche abbastanza grande, con anche negozi o altri posti che erano stati chiusi. A proposito, operatori, si parla tanto di vaccini per gli operatori turistici. Lo ha lanciato ieri anche il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca, dicendo che bisogna rendere a questo punto, non credo che sia uno spot, ma gli hotel stessi Covid-free, dando il vaccino agli operatori. Quella è una cosa su cui sono banalmente assolutamente d'accordo. L'idea l'avevamo lanciata anche noi 4-5 settimane fa, in tempi non sospetti. Dopo, sai, è facile chiedere di vaccinare, chiedere tante cose. Il problema è che mancano i vaccini, cioè stiamo vivendo tuttora un clima di emergenza, pertanto il chiedere fino a se stesso diventa abbastanza aleatorio. Lo trovo corretto in quanto ha due valenze. Una medica, perché vaccinare tutti i dipendenti dell'albergo è una garanzia verso il cliente che viene, e naturalmente, non nascondiamocelo, è un aspetto anche di marketing, di promozione, perché garantire al cliente austriaco, dicono specifico perché Grado vive molto con la clientela austriaca, o meglio con la clientela mitteleuropea, parola che io continuo a ripetere, che Mitteleuropa è Friuli, Veneto, una parte della Lombardia, vicina a Slovenia, l'Ungheria, cioè un certo tipo di utenza. Poter garantire che l'albergo è Covid-free è naturalmente una bella carta che si gioca in questa partita obiettivamente complessa. Della disponibilità di tamponi rapidi per gli ospiti? Sì, quello lo stiamo portando avanti, per quello che può valere anche
per i dipendenti innanzitutto, no? Perché la prima cosa è garantire i dipendenti sia come datore di lavoro che dal punto di vista di attenzione all'ospite che arriva. Quello è un primo passo. Dopo vedo che anche i tamponi rapidi hanno un insieme di regole, cioè il tema è non tanto il tampone rapido, che è abbastanza banale farlo, ma tutta la sequenza, una volta che c'è una positività o una negatività, quali sono i comportamenti. Diciamo, sono abbastanza noti e chiari, ma bisogna essere anche lì molto coerenti. Senta, le chiedo un po' come non avere una data certa del turismo potrebbe anche portare la gente a non prenotare, però dall'altra parte, memori anche di quanto è accaduto l'anno scorso, quando il virus ovviamente va scemando d'estate, anche per il fatto dei vaccini, invece potrebbe portare la gente a essere più fiduciosa a prenotare. Voi avete sensazione di quanto... di come sta andando l'andamento delle prenotazioni anche da parte degli amici austriaci o come dice lei del Mitteleuropa o direttamente anche degli italiani e dei friulani? Allora, io sono un pericoloso ottimista e gli ottimisti sono pericolosi perché vogliono vedere roseo sempre. Fatta questa doverosa premessa, devo dirle che le prenotazioni sono inaspettatamente buone, anche se continuano a slittare, cioè quello che prima era a maggio sta slittando a giugno, giugno slitta in parte a luglio, eccetera. Cioè la voglia di mare, la voglia di vacanza, la voglia di grado è fortissima. Lo sento in tutte le telefonate, in tutti i mail che arrivano. Prevedo una partenza lenta, difficile, ma spero che spero di poter anche avere un settembre-ottobre memorabilmente buono. Le premesse ci sono tutte, davvero, non è uno slot, un qualche cosa che si dice, è una realtà dove i numeri ci stanno dando conforto, vero conforto. Diciamo che è una situazione obiettivamente difficile, ma abbiamo una forte speranza e l'attesa è tuttora, diciamo, non possiamo aspettarci una stagione meravigliosa perché già il fatto di partire un paio di mesi in ritardo è grave, però può essere una stagione tuttora positiva, dobbiamo crederci. Che tipi di investimenti volete fare, state facendo, avete in mente di fare ecco, per potenziare il vostro tipo di offerta? L'ultima cosa che le chiedo. L'investimento più importante è sempre quello sulle persone, cioè anche come GIT quest'anno abbiamo assunto le persone anche in un momento eccessivamente anticipato rispetto alle necessità, ma mi trovavo nell'indispensabile situazione di dover garantire lavoro alle persone, perché le persone sono e restano l'aspetto fondamentale dell'accoglienza. Per quello che riguarda gli investimenti, per tutto un insieme di ragioni, è chiaro che quest'anno è difficile fare investimenti su una stagione così incerta, con delle incertezze anche di altro tipo che stiamo vivendo da diversi mesi. Pertanto quest'anno l'attenzione sarà veramente un rapporto di grande attenzione verso l'ospite, in modo che, premesso che resto convinto che i turisti a un certo punto verranno e verranno numerosi, dobbiamo trovarci pronti ad accoglierli, a soddisfarli, anche perché parecchi turisti usati ad andare su altre località, turisti che usavano l'aereo per viaggiare, quest'anno ripiegheranno sulle nostre località, su Grado, Lignano, eccetera. E il nostro impegno deve essere che quello che per loro quest'anno è un ripiego sia una riscoperta, uno scoprire, per cui anche in una situazione di Covid azzerato il pensiero non sia di volare lontano, ma di ritornare nella nostra bella isola. Certo, ha parlato di un concetto fondamentale, quello del turismo di prossimità, che appunto è quello che un po' accompagna il nuovo trend, però ha lanciato anche un messaggio di speranza parlando del capitale umano su cui investire, dando anche un messaggio di speranza, credo, anche a tantissimi stagionali che magari hanno sofferto molto più di altri
proprio questo periodo di Covid, perché a loro va il primo pensiero, prima di tutto, insomma, quando si parla di turismo. Io la ringrazio, Lovato, per questo suo intervento, le auguro una buona serata. Grazie a voi, vi attendo nell'Isola del Sole. Grazie. Non mancheremo, grazie buona mille. stagione a tutti quanti. Grazie mille, non mancheremo. E voi non mancate domani alla prossima puntata di Screenshot, come sempre 19:45. Grazie, arrivederci.